disastro. Dal 1953 che sono tifoso del Padova, non mi ricordo un 6-0 in casa, non me lo ricordo, basta. Una partita da dimenticare, una disfatta senza precedenti, quelle 6 reti sono dure da digerire per i giocatori ma ancor più per i tifosi. Manca di manager Padova, manca veramente di managerialità. Arrabbiato, Patroncestaro ha convocato nel pomeriggio la squadra per decidere del futuro del suo allenatore Alessandro Dal Canto. A 6 partite dalla fine del campionato Cestaro ha deciso però di confermare il mister, ma la sua panchina è a tempo, dipenderà molto dai prossimi risultati, anche se la decisione di tenere Dal Canto sarebbe dettata anche dal fatto che proprio a questo punto del campionato ingaggiare un allenatore di qualità è alquanto difficile. I maggiori commentatori calcistici del Padova sono scettici sulla situazione e c'è chi vede il peggio all'orizzonte. È figlio di una gestione da questi anni, e ringraziamo il cielo di avere questo presidente, che non è all'altezza di una città come Padova, quindi gli errori fondamentali e i risultati che non sono arrivati come quello di ieri sera, adesso è facile dirlo, però arrivano proprio da questo motivo, che la società non è stata costruita dal presidente, intendo nelle persone, in maniera corretta per poter vincere. E credo che, non lo so, certo se va via Cestaro o se dovesse vendere Cestaro, io credo che a Padova vedremo tempi molto bui, non dico di arrivare di scendere ai livelli di Venezia e Treviso, ma certo ci sarebbe da preoccuparsi seriamente. Contestazione dei tifosi a fine partita, in 200 hanno manifestato davanti alla tribuna centrale con insulti in direzione del Patroncestaro e della Caronna, mentre altri 200 ultras hanno cercato di sfondare i cancelli per accedere agli spogliatoi, fermati però dalla polizia con lancio di lacrimogeni. Vogliamo tentare ancora di andare in Serie A? Si può fare, cambiamo allenatore.